Missione compiuta per la Torres, che al Vanissana vince 2-0 contro l'Orione 96 e, approfittando dello stop imposto dal calendario all'Olmedo, si riprende la testa della classifica, che conduce ora con 35 punti, a +2 sui biancoverdi. La vittoria dei rossoblù non è mai stata in discussione, anche se la prima occasione è di marca ospite. Rosani perde palla sulla sua tre quarti, concedendo a Valdés l'occasione di puntare Gianni Spano. Il signor a comando fischia però il fallo dello stesso Rosani su Lucci. Si incarica della battuta a Pisano, ma Secchi para facilmente. Nella prima mezz'ora di gioco, la Torres ha avuto non poche difficoltà a penetrare tra le maglie biancorosse. L'ottimo lavoro svolto nella fase difensiva dall'Orione ha impedito prima a Urune, anticipato da Pischedda, e poi a Riu di finalizzare le azioni create dai centrocampisti. La prima palla gol per la Torres arriva con uno schema dal corner. Piero Spanu serve Serra, che confeziona un assist splendido per Siazzo, che dall'altezza del dischetto spara all'atto. Poi, sempre su calcio di punizione dell'ex Tavolara, Rusani, di testa, impegna severamente Falqui, che si distende sulla sua destra e devia in angolo. L'Orione fatica a creare occasioni e allora ci pensa Sogia, con un errore in fase di disimpegno, a servire in profondità Valdés, che pressato da Rusani calcia debolmente tra le braccia di Secchi. La gara di Urune, in ombra fino a quel momento, inizia quando il rapido attaccante recupera un pallone praticamente perso e serve al centro Serra, che non trova il tempo giusto per calciare. Poi lo stesso attaccante, sorpreso dal rimpallo, calcia su Falqui. Al 34esimo Torres in vantaggio. L'azione si sviluppa sulla sinistra, con Urune che tocca per Piero Spano, che da ottima posizione si fa respingere il destro da Falqui. L'azione prosegue e su centro di Dore Serra si inserisce e al volo batte Falqui. La gioia di rossoblù è comunque strozzata dalla prima decisione del guardalinee, che alza la bandierina, probabilmente credendo che il tocco di testa fosse di Riu, che avrebbe messo in fuorigioco il numero 7 di casa. Dopo un rapido consulto, il signor a comando concede la rete tra le proteste degli ospiti. Subito dopo lo 0-1 l'Orione si disunisce e subisce poco dopo il raddoppio. Su calcio d'angolo di Piero Spanu, Rusani, dall'interno dell'area piccola e tutto solo, mette dentro. In questo caso è evidente l'errore del portiere Falqui, che è rimasto colpevolmente tra i pali. A inizio di presa l'Orione ha le occasioni giuste per accorciare le distanze. I maggiori pericoli per la porta di Secchi arrivano dalle punizioni di Lucci. La prima, dalla destra, trova il portiere ex Calangianus pronto all'uscita con i pugni per anticipare Pischedda. Sulla seconda, calciata da sinistra, Cogoni, lasciato colpevolmente solo a centro aria, gira al lato di un soffio, con Secchi ormai fuori causa. Poco dopo, l'unica invenzione di Pisano porta Deida davanti a Secchi. Il numero 9 spara a botta sicura e il 24enne di Senuri si salva con l'aiuto del palo esterno. L'azione più pericolosa della Torres, che nella ripresa ha comunque controllato bene la gara, è di Riu, che si conferma oggi poco lucido in zona gol, facendosi chiudere la difesa avversaria. Al fischio finale è comprensibile tutta la soddisfazione dei giocatori in campo e della panchina rossoblù.